Sono 18 i professionisti che si sono sfidati in Mumac Academy nelle finali italiane di Espresso Italiano Champion 2017, la gara baristi dell'Istituto Nazionale Espresso Italiano, che ha coinvolto circa 200 baristi con alle spalle anni di lavoro. A staccare il biglietto per le semifinali internazionali e la conseguente finalissima di Osta a ottobre, il barista Gianni Cocco, che si scontrerà con i colleghi provenienti da Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Thailandia, Bulgaria e Germania, e lo faranno a colpi di espresso e cappuccini perfetti. In una corsa contro il tempo, solo 11 minuti a disposizione. Terminata questa giornata, finale dell'Espresso Italiano Champion, sono riuscito a classificarmi tra i primi 4, quindi ho avuto la fortuna e la caparbietà per arrivare per la seconda volta a questa finale mondiale, che comunque reputo un successo personale per tutto l'impegno che ci metto ogni volta e la passione del mio mestiere. Quindi avrò la fortuna di confrontarmi a ottobre presso Host 2017 con altri professionisti del settore che arrivano da tutto il mondo, una finale molto importante su una gara, una competizione altrettanto comunque impegnativa e riconosciuta. Sono contento perché questo sarà il mio ultimo anno nel quale presenzierò in questo tipo di competizione, dal prossimo mi dedicherò a fare il giudice. Ci sono già le basi anche con Gaetano Bongiovanni per lanciare questa competizione anche giù nel sud, appunto in Sicilia. È una gara molto interessante soprattutto per cercare di proiettare i giovani in questo mondo, nel mondo del bar, delle caffetterie, della ristorazione, cercando di dare la miglior qualità del prodotto erogato, quindi bene, sono contento. 40 le gare di selezione nei diversi paesi per un totale di 400 baristi. Prevista anche una tappa a Siracusa per la selezione dei baristi la prossima primavera del 2018.